La Regione del Veneto è un territorio dalle innumerevoli vocazioni, frutto della sua storia e della sua vitalità, volto all'innovazione, all'eccellenza e all'internazionalizzazione. È consapevole delle sfide che deve affrontare per proseguire il proprio percorso di innovazione e modernizzazione. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità, sostenere la mobilità dei lavoratori, promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione, investire nell'istruzione e nella formazione, puntare sull'innovazione e le nuove tecnologie, rendere più efficiente la pubblica amministrazione sono infatti alcuni dei temi al centro dell'agenda regionale. La Regione del Veneto, per affrontare queste sfide, può disporre di un apposito fondo messo a disposizione dall'Unione Europea, il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo prevede ogni 7 anni la costruzione di un programma operativo condiviso tra la Regione e la Commissione Europea, sulla base dei bisogni e delle necessità del nostro territorio. Nell'attuale programmazione 2014-2020, la Regione del Veneto, nell'ottica di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dispone di 764 milioni di euro per interventi rivolti all'occupabilità, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione, il miglioramento della capacità istituzionale. L'area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria della Regione del Veneto, designata autorità di gestione del Fondo FSE, mette a disposizione le risorse attraverso la pubblicazione di appositi bandi pubblici. I principali beneficiari destinatari del Fondo FSE sono i cittadini, giovani, studenti, lavoratori, disoccupati, persone in condizione di svantaggio, oltre alle imprese e alla pubblica amministrazione. Con il Fondo Sociale Europeo, messo a disposizione dall'Unione Europea e dalla Regione del Veneto, la formazione cresce, l'occupazione cresce, l'inclusione cresce, il Veneto cresce. La Regione del Veneto è un territorio dalle innumerevoli vocazioni, frutto della sua storia e della sua vitalità, volto all'innovazione, all'eccellenza e all'internazionalizzazione. È consapevole delle sfide che deve affrontare per proseguire il proprio percorso di innovazione e modernizzazione. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità, sostenere la mobilità dei lavoratori, promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione, investire nell'istruzione e nella formazione, puntare sull'innovazione e le nuove tecnologie, rendere più efficiente la pubblica amministrazione sono infatti alcuni dei temi al centro dell'agenda regionale. La Regione del Veneto, per affrontare queste sfide, può disporre di un apposito fondo messo a disposizione dall'Unione Europea, il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo prevede ogni 7 anni la costruzione di un programma operativo condiviso tra la Regione e la Commissione Europea, sulla base dei bisogni e delle necessità del nostro territorio. Nell'attuale programmazione 2014-2020, la Regione del Veneto, nell'ottica di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dispone di 764 milioni di euro per interventi rivolti all'occupabilità, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione, il miglioramento della capacità istituzionale. L'area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria della Regione del Veneto, designata autorità di gestione del Fondo FSE, mette a disposizione le risorse attraverso la pubblicazione di appositi bandi pubblici. I principali beneficiari destinatari del Fondo FSE sono i cittadini, giovani, studenti, lavoratori, disoccupati, persone in condizione di svantaggio, oltre alle imprese e alla pubblica amministrazione. Con il Fondo Sociale Europeo, messo a disposizione dall'Unione Europea e dalla Regione del Veneto, la formazione cresce, l'occupazione cresce, l'inclusione cresce, il Veneto cresce. La Regione del Veneto è un territorio dalle innumerevoli vocazioni, frutto della sua storia e della sua vitalità, volto all'innovazione, all'eccellenza e all'internazionalizzazione. È consapevole delle sfide che deve affrontare per proseguire il proprio percorso di innovazione e modernizzazione. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità, sostenere la mobilità dei lavoratori, promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione, investire nell'istruzione e nella formazione, puntare sull'innovazione e le nuove tecnologie, rendere più efficiente la pubblica amministrazione sono infatti alcuni dei temi al centro dell'agenda regionale. La Regione del Veneto, per affrontare queste sfide, può disporre di un apposito fondo messo a disposizione dall'Unione Europea, il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo prevede ogni 7 anni la costruzione di un programma operativo condiviso tra la Regione e la Commissione Europea, sulla base dei bisogni e delle necessità del nostro territorio. Nell'attuale programmazione 2014-2020, la Regione del Veneto,
nell'ottica di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dispone di 764 milioni di euro per interventi rivolti all'occupabilità, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione, il miglioramento della capacità istituzionale. L'area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria della Regione del Veneto, designata autorità di gestione del fondo FSE, mette a disposizione le risorse attraverso la pubblicazione di appositi bandi pubblici. I principali beneficiari destinatari del fondo FSE sono i cittadini, giovani, studenti, lavoratori, disoccupati, persone in condizione di svantaggio, oltre alle imprese e alla pubblica amministrazione. Con il Fondo Sociale Europeo, messo a disposizione dall'Unione Europea e dalla Regione del Veneto, la formazione cresce, l'occupazione cresce, l'inclusione cresce, il Veneto cresce. La Regione del Veneto è un territorio dalle innumerevoli vocazioni, frutto della sua storia e della sua vitalità, volto all'innovazione, all'eccellenza e all'internazionalizzazione. È consapevole delle sfide che deve affrontare per proseguire il proprio percorso di innovazione e modernizzazione. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità, sostenere la mobilità dei lavoratori, promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione, investire nell'istruzione e nella formazione, puntare sull'innovazione e le nuove tecnologie, rendere più efficiente la pubblica amministrazione, sono infatti alcuni dei temi al centro dell'agenda regionale. La Regione del Veneto, per affrontare queste sfide, può disporre di un apposito fondo messo a disposizione dall'Unione Europea. Il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo prevede ogni 7 anni la costruzione di un programma operativo condiviso tra la Regione e la Commissione Europea, sulla base dei bisogni e delle necessità del nostro territorio. Nell'attuale programmazione 2014-2020, la Regione del Veneto, nell'ottica di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dispone di 764 milioni di euro per interventi rivolti all'occupabilità, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione, il miglioramento della capacità istituzionale. L'area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria della Regione del Veneto, designata autorità di gestione del fondo FSE, mette a disposizione le risorse attraverso la pubblicazione di appositi bandi pubblici. I principali beneficiari destinatari del fondo FSE sono i cittadini, giovani, studenti, lavoratori, disoccupati, persone in condizione di svantaggio, oltre alle imprese e alla pubblica amministrazione. Con il Fondo Sociale Europeo, messo a disposizione dall'Unione Europea e dalla Regione del Veneto, la formazione cresce, l'occupazione cresce, l'inclusione cresce, il Veneto cresce. La Regione del Veneto è un territorio dalle innumerevoli vocazioni, frutto della sua storia e della sua vitalità, volto all'innovazione, all'eccellenza e all'internazionalizzazione. È consapevole delle sfide che deve affrontare per proseguire il proprio percorso di innovazione e modernizzazione. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità, sostenere la mobilità dei lavoratori, promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione, investire nell'istruzione e nella formazione, puntare sull'innovazione e le nuove tecnologie, rendere più efficiente la pubblica amministrazione, sono infatti alcuni dei temi al centro dell'agenda regionale. La Regione del Veneto, per affrontare queste sfide, può disporre di un apposito fondo messo a disposizione dall'Unione Europea. Il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo prevede ogni 7 anni la costruzione di un programma operativo condiviso tra la Regione e la Commissione Europea, sulla base dei bisogni e delle necessità del nostro territorio. Nell'attuale programmazione 2014-2020, la Regione del Veneto, nell'ottica di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dispone di 764. Buongiorno a tutti, possiamo iniziare. Inizio io, anche se l'intervento di apertura è previsto dall'assessore Donazzan, ma hanno convocato giunta proprio alle 11:30, quindi credo che interverrà più tardi. Allora, oggi abbiamo questo primo webinar, nuovi strumenti e servizi per favorire l'ingresso delle persone nel mondo del lavoro. Abbiamo organizzato 4 webinar. Il titolo che abbiamo dato è Prepariamoci al futuro, il Fondo Sociale al fianco delle persone. Credo che mai come adesso questo titolo sia giusto e anche significativo un po' di quello dell'impegno che stiamo mettendo, insomma, in questa fase molto difficile. Abbiamo 3 webinar in programma nei prossimi giorni, abbastanza ravvicinati. Venerdì prossimo abbiamo un webinar sull'innovazione sociale.
il venerdì successivo, 26 marzo, un webinar sulle nuove competenze per il lavoro che cambia, e poi il 31 marzo, che invece è un mercoledì, un webinar più specifico che riguarda gli operatori sociosanitari. Perché facciamo questi webinar in questo momento? In qualche modo è un po' per prepararci a quello che faremo a brevissimo per la nuova programmazione 21-27. Come ormai insomma molti sanno, i regolamenti comunitari sia del FED che dell'FSE Plus sono in fase di conclusione, e quindi questi webinar ci servono un po' per riflettere su quello che abbiamo fatto su 14-20, ma ovviamente con l'obiettivo ben chiaro in testa di capire cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato, che cosa possiamo fare di nuovo per migliorare complessivamente il sistema e dare maggiori opportunità che in questo momento sono veramente necessarie alle persone in difficoltà, ai lavoratori, agli imprenditori, al nostro territorio. Allora, alcune specifiche di carattere tecnico: l'evento è registrato e sarà visibile da domani nel sito fse1420.regione.veneto.it, quindi l'evento è registrato, tutti i microfoni sono stati silenziati per avere un audio migliore, e durante l'evento, o meglio alla fine, è possibile formulare delle domande ai relatori tramite la funzione che trovate sotto l'icona a forma di punto di domanda. Poi vedremo se riusciamo a darvi delle risposte oggi durante il webinar, oppure eventualmente successivamente, a seconda di quante domande o interventi ci saranno. E poi appunto nel sito pubblicheremo comunque tutti i materiali. Al termine del webinar poi lanceremo un breve sondaggio sui temi che abbiamo affrontato, e quindi vi chiedo cortesemente di dedicare veramente pochi minuti per compilarlo e per darci il vostro contributo. Allora, oggi abbiamo un'agenda con, io farò una brevissime considerazioni, poi ci sarà l'intervento di Simone Cerlini, che ringrazio, che è Policy Advisor per PTS Class SPA, una persona che ha una vasta esperienza e ha collaborato e lavora in particolare in altre regioni, Centri per l'impiego di Lombardia e Piemonte, quindi abbiamo voluto fare una scelta di andare a sentire una persona che ha esperienza anche di altri territori, proprio per avere una visuale anche più ampia rispetto a quello che magari di solito di cui parliamo o che ci raccontiamo. E poi ci sarà un intervento molto interessante, lo dico perché ho visto le slide e quindi ho visto di cosa parlerà, di dottor Tiziano Barone, che insomma è il nostro direttore di Veneto Lavoro, e che farà appunto, partendo dai dati, insomma ci saranno alcune considerazioni che ho visto che sono molto interessanti, e poi appunto la parte di risposte e di domande, meglio di risposte, che cercheremo di dare. Allora, credo che in questo momento le politiche attive siano veramente centrali. Penso che ogni giorno, di tutto quest'anno che è passato, in ogni giorno ci siamo resi veramente conto di quanto siano importanti le politiche attive. Siamo in situazioni in cui, come purtroppo sappiamo, ci sono moltissime aziende in crisi, ci sono lavoratori che perderanno il posto perché prima o poi questa norma che blocca i licenziamenti scadrà, e quindi veramente avere un sistema di politiche attive che funziona è fondamentale. È chiaro che non è la bacchetta magica, non si risolvono tutti i problemi, però comunque credo che veramente questo periodo ci ha insegnato che tutto quello che abbiamo fatto in passato è servito per affrontare meglio questo periodo, e lo sforzo che facciamo è quello di affinare ancora di più gli strumenti che abbiamo a disposizione. Un elemento fondamentale è quello del rafforzamento dei servizi. La Regione Veneto, la Direzione Lavoro, il dottor Agostinetti, tutta la struttura, e il dottor Barone e tutta la struttura Veneto Lavoro in questi anni hanno fatto uno sforzo importante per rafforzare in particolare i centri per l'impiego, con un aumento consistente del personale, e quindi facendo tutti i concorsi e tutte le procedure, implementando gli strumenti, implementando le politiche, implementando i sistemi informativi. Un altro tema fondamentale è la presa in carico. Direi che questa parola in questo momento dà idea, effettivamente racchiude tutto.
abbiamo una grande responsabilità in questo, gli operatori pubblici ma gli operatori privati. Come sapete in Veneto abbiamo un modello da molti anni che mi sembra funzioni molto bene, è quello di avere un sistema di cooperazione pubblico-privato. In altre regioni hanno sistemi diversi che funzionano altrettanto bene, ma direi che il nostro modello di cooperazione pubblico-privato ha dato prova con i risultati di funzionare molto bene. In questo momento stiamo lavorando sulla nuova programmazione 21-27, poi vi farò vedere proprio 2 slide di numero in questo brevissimo intervento, ma vi voglio dire una cosa, stiamo lavorando sui criteri di riparto dei fondi 2021-2027. Allora, da un lato c'è una buona notizia, è che i fondi della programmazione regionale, quindi i programmi operativi regionali, saranno in aumento importante in Veneto. E la seconda che voglio dirvi, in fare questo lavoro che viene fatto a livello nazionale dal Dipartimento per la coesione, si parte ovviamente dai dati oggettivi. E i dati oggettivi ce ne sono vari, ma 2 voglio richiamare: la dispersione scolastica e le persone a rischio di povertà e esclusione sociale, quindi in scusate, in età 15-29 anni, quindi le persone che non studiano, che non lavorano. Questi 3 indicatori vedono i dati del Veneto nettamente migliori rispetto alle altre regioni del centro-nord, perché ovviamente questi sono i nostri, diciamo, benchmark, è questo. E questo lo dico perché da un lato vuol dire che in qualche modo nel riparto avremo più risorse, ma con un aumento meno importante rispetto ad altri territori, anche ad esempio la Lombardia, ma dall'altro è perché questi dati sono meno, diciamo, meno critici in Veneto rispetto ad altre regioni. Questo significa che il lavoro che abbiamo fatto in materia di istruzione e formazione, in materia di interventi di inclusione sociale, in materia di politiche attive, in materia di capacità amministrativa, vuol dire che hanno funzionato, perché questi sono dati oggettivi. Quindi vuol dire che il sistema, il territorio, ma il sistema pubblico e privato ha funzionato. Quindi credo che questo in apertura del primo webinar vada detto. 2 proprio velocissime slide sulla, diciamo, nuovo regolamento FSE Plus, quindi verso il Veneto 2030, che è il titolo che abbiamo dato, insomma, al lavoro che stiamo facendo, perché la programmazione 21-27 in realtà poi si concluderà a 31 dicembre 2030 e ovviamente 2030 è il tema principale dell'agenda 2030, quindi tutto il tema della sostenibilità che si deve per forza interfacciare con la competitività. Quindi questi sono alcuni concetti chiave del nuovo regolamento FSE Plus: modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro, anticipare i cambiamenti di esigenze e competenze del mercato del lavoro, accompagnare le persone e le imprese, promuovere l'apprendimento permanente per tutti e promuovere l'inclusione sociale attiva. E questo lo sottolineo perché anche in un momento in cui, come sapete, il nuovo regolamento del Fondo Sociale aumenterà in maniera significativa le risorse dell'inclusione, ricordo che in Veneto abbiamo dato sempre un'interpretazione di inclusione sociale attiva. Gli obiettivi specifici maggiormente attenenti alle politiche attive sono quelli che vedete: la partecipazione di genere al mercato del lavoro, e qui dobbiamo ancora fare molto. Sappiamo che l'occupazione femminile in Veneto, ma non solo l'occupazione, anche le posizioni di carriera, le posizioni retributive, diciamo, tutta questa parte qui ci deve vedere veramente fare un salto di qualità, e speriamo di farlo appunto anche con l'utilizzo dei fondi non solo della programmazione 21-27 ma anche con i fondi del recovery plan. L'istituzione dei servizi di mercato del lavoro più moderni, l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione, tutto il tema dell'adattamento dei lavoratori delle imprese, quindi della formazione continua, per la quale nel programma attuale abbiamo messo moltissime risorse. La regione che ha messo più risorse sull'adattamento dei lavoratori è stata proprio la regione Veneto, parlo sempre del centro-nord. Il raccordo con il sistema di istruzione e formazione è uno dei nostri punti di forza, e sicuramente in Veneto quello
della formazione professionale. Del resto basta vedere il dato sulla dispersione per avere una risposta oggettiva. E poi appunto il tema dell'inclusione attiva. Allora mi fermo qui, mi sembra che l'assessore sia, non so se sia già collegata oppure no. Mi sembra ancora di no, allora io direi che possiamo partire con il primo. Eccola qui, Elena, perfetto. Allora Sì, cedo la c'ero. parola a te. Bene, allora cedo la parola all'assessore Donazzano. Sì, dovreste sentirmi, corretto? Sì. Allora, intanto buongiorno a tutti. Io do molta rilevanza a questo ciclo di webinar perché saranno il raccordo tra la conclusione di una programmazione che abbiamo attuato e che è stata anche in periodo Covid molto capace di dare risposte ai nuovi bisogni e alle emergenze, che ci ha portato in una lunga camminata fino al 2020, con l'apprezzamento, lo voglio dire a tutti coloro che ci ascoltano, del buon utilizzo di uno strumento così fondamentale qual è il Fondo Sociale Europeo. La prima riflessione è che si possono usare i fondi comunitari bene, anzi molto bene. Qual è il segreto di questo successo? Intanto quello di avere un forte raccordo tra la macchina pubblica amministrativa nella sua più ampia declinazione, dalla testa, e quindi penso e ringrazio il dottor Romano e tutta la struttura, perché hanno sempre saputo essere anche in raccordo con la Commissione europea. Uno dei tanti limiti che viene attribuito all'Italia è di non parlare il linguaggio comunitario. Il Veneto parla il linguaggio comunitario. E come si può parlare un linguaggio comunitario? Con maggiore competenza, con maggiore conoscenza, avevo anche la capacità di non dire solo quanto è distante l'Europa, ma provare ad essere un vero punto, una vera cinghia di trasmissione. La macchina amministrativa ha questo ruolo di grande funzione. L'altro aspetto è, oltre ad avere un raccordo, diciamo, verso l'alto, quello di essere capaci di leggere i bisogni di un territorio, quindi di fare una programmazione che porta ad una buona spesa, non solo perché è una buona spesa in termini quantitativi, ma qualitativi. E come si ottiene questo? Con l'ascolto delle istanze, i portatori di interesse, coloro che anche in una programmazione prossima, quella che vi ha appena annunciato il dottor Romano, anche con una chiara definizione di quali saranno le linee guida, non solo che ci derivano dall'Europa, ma che noi convintamente vogliamo per il Veneto, adattate a del Veneto, significa leggere i bisogni di questi portatori di interessi, farli diventare il quadro della nostra programmazione e diventare efficaci. L'ultimo aspetto è quello di un monitoraggio. Ringraziando tutta la struttura amministrativa, la ringrazio anche di quel linguaggio molto freddo alle volte, che è quello dei numeri e del saper dare risposte in termini di opportunità, ma anche in termini di proprietà delle cose fatte, perché non è solo la regolarità della buona amministrazione, cioè il fatto banalmente di non avere delle storture nella gestione di soldi pubblici, ma anche quelle di fare vedere con grande chiarezza, quindi con un monitoraggio che anche qui non è solo quantitativo e qualitativo, e di questo voglio ringraziare pubblicamente il dottor Toffanin, perché alle volte i freddi numeri sono quelli che non ci fanno guardare invece alla bontà delle nostre scelte. Perché ho fatto questa lunga premessa legata alla buona macchina amministrativa? Perché quello che noi abbiamo fatto è stato leggere e bene il fabbisogno del territorio e spingere, come ha detto ora il dottor Romano, sul fronte dell'inserimento lavorativo. Anche il quadro dell'inclusione sociale, atteso il fatto che la programmazione 14-20 era diversa da quella che sarà la 21-27, nella 14-20 avevamo anche un ampio spazio di misure per gli occupati, cioè coloro che un lavoro ce l'hanno, ma nella consapevolezza molto veneta, che oggi si attribuisce ad un giudizio, quello della resilienza, deve avere sempre più competenze.
La prossima programmazione avrà nell'inclusione sociale un ampio spazio, ma noi non abbiamo mai pensato che l'inclusione sociale fosse assistenza. E quindi, e lo dico per punti, che cosa è stato il 14-20 principalmente? Politiche attive, cioè un sistema di accompagnamento, non solo di formazione, verso il lavoro. Che questo avesse dato come riferimento i giovani con la formazione professionale, i disoccupati con i servizi per il lavoro pubblico-privato, con il potenziamento dei centri dell'impiego che in questo marzo 2021 avranno un completamento di organizzazione sul territorio, ma vuol dire anche nella prossima programmazione guardare molto ai comuni, perché i comuni dovranno avere al proprio interno, se fino a ieri era normale avere per costruzione istituzionale l'anagrafe, domani dovranno avere anche le politiche del lavoro, come sportello lavoro, come accoglimento di istanze che altrimenti diventano solo un problema di assistenza. E invece noi sappiamo che una spesa pubblica fatta solo di assistenza non funziona, noi vogliamo dare opportunità di lavoro. Il Veneto si impoverisce quando non ha lavoro e purtroppo in questa fase di grande trasformazione questo sarà uno dei temi a cui dovremo tendere. La terza considerazione che vi lascio è quella, accanto a un rafforzamento dei servizi, a quello di una sempre più approfondita lettura dei fabbisogni. Nella nostra programmazione 14-20 la capacità di questa macchina fatta di pubblico e di privato, con il tanto mondo della formazione accreditato, capace di rispondere velocemente, è stato anche quello di affrontare l'emergenza Covid. Ecco, io non vi do numeri, il dottor Romano mi aveva preparato delle bellissime slide che però metteremo nella disponibilità perché sono utili. Il problema è che sui numeri ci possiamo intendere, ma noi oggi dobbiamo guardare al raccordo tra la programmazione che si chiude con un giudizio molto positivo degli utenti, dei beneficiari e di chi ci controlla, con una programmazione che si deve aprire in un contesto, questo, di radicale, violenta trasformazione. Allora la capacità di rileggere i bisogni sarà quello di avere un raccordo con il territorio. Quindi l'invito è anche partecipate con noi, mandateci le sollecitazioni, ma non perché noi pensiamo che l'uno a uno possa funzionare. Io continuo a credere che i corpi intermedi, le organizzazioni devono avere un ruolo di sintesi, i territori devono avere un ruolo di sintesi, perché poi a noi sta il compito di fare un quadro dove i bisogni del Veneto del futuro, perché non possiamo solo rispondere a un presente a cui ovviamente dobbiamo tendere per tamponare i gravi danni, ma noi dovremo pensare a come le tante persone che perderanno il lavoro lo troveranno e non partiamo dall'anno zero. Come vi ho detto, questa programmazione che si è chiusa ha già costruito, secondo me, secondo noi, gli elementi strutturali su cui si può porre la base per le politiche attive e del lavoro del prossimo presente, con un raccordo sempre più forte tra scuola e lavoro. Chiudo dicendo che anche a livello nazionale si sta discutendo di, banalmente, riforme, la parola più gettonata accanto a quella di semplificazioni che la politica normalmente usa, anche nei momenti di cambi, no? Questo è un nuovo governo e ancora si darà grandi aspettative, come ogni governo, e non ho mai visto uno partito con cattive aspettative. Poi però deve poggiare sul pragmatismo, sulla capacità di realizzare i progetti. Ecco, il Veneto può essere un buon stimolo, un buon spunto. Grazie. Bene, grazie assessore Donazzani che in poche parole è riuscita a darci benissimo insomma anche qual è la linea della regione, della giunta regionale. Allora, adesso passiamo al primo intervento, quindi Simone Cerlini, che ha insomma un titolo ambizioso, il futuro prossimo delle politiche attive del lavoro. Grazie Simone per aver accolto intanto la nostra richiesta e collaborazione. Grazie a voi per l'opportunità. Mi è stata fatta una richiesta molto impegnativa perché parlare del futuro delle politiche attive significa parlare di trasformazione, come diceva l'assessore adesso, parlare di rafforzamento di servizi, parlare di lettura del bisogno e parlare di futuro. Ora, il mio contributo, per quanto mi è stato richiesto, vuole proprio cercare di aprire delle finestre, dare delle nuove chiavi di lettura rispetto agli scenari che ci aspettano.
nell'ottica di individuare e trovare delle soluzioni che possano poi essere ricomprese all'interno della politica di coesione, della programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus. La prima cosa fondamentale su cui è opportuno intenderci tutti quanti, è una cosa che sappiamo in realtà, è che quando si parla di lavoro si parla necessariamente di impresa. Sono le imprese che creano lavoro, non sono i servizi per il lavoro. I servizi per il lavoro non possono creare per se stessi nuova occupazione, ma possono facilitare le transizioni. Quindi il punto chiave da cui partire è sicuramente la trasformazione nel sistema delle imprese e la trasformazione che ne consegue nel mercato del lavoro. A ottobre dello scorso anno è uscito un documento molto studiato, The Future of Jobs, del World Economic Forum, che parla dell'accelerazione delle trasformazioni. Siamo in un contesto in cui quelle che vengono chiamate le transizioni gemelle, cioè la transizione green e digitale 4.0, si innesta sulla crisi epidemiologica, come sappiamo. E questo ha creato una crisi asimmetrica nei comparti. E per la prima volta nella storia noi abbiamo una crisi del sistema delle imprese che ha da un giorno all'altro avuto impatto anche sul sistema dell'occupazione, però lo ha fatto in maniera molto diversa tra i comparti. Lo studio del World Economic Forum parla di 6 comparti colpiti, tra cui ovviamente il commercio, food and beverage, la ristorazione, l'ospitalità, lo spettacolo. Nei nostri contesti in Italia abbiamo visto un arretramento, una contrazione del comparto moda, del petrolifero, dei trasporti, in particolare trasporti aerei ma anche su rotaia. Che cosa ci insegna questa contrazione dei comparti asimmetrici? Che in realtà ci sono state delle intere aree che invece hanno avuto un trend completamente diverso. Pensiamo al biomedicale, al farmaceutico, pensiamo all'e-commerce. Addirittura ho visto che l'editoria, che era in contrazione da decenni, ha avuto un leggero rialzo. C'è stato quindi un cambiamento radicale nelle imprese che è un segnale di un cambiamento dei consumi, di un cambiamento delle abitudini di acquisto. Pensiamo a che cosa ha significato l'e-commerce per il crollo del comparto del commercio. Pensiamo a che cosa potrebbe significare nel prossimo futuro l'adozione massiva dello smart working anche oltre le esigenze date dalla crisi epidemiologica. Pensiamo a che cosa significa la manifattura aggregativa per la customizzazione dei prodotti. Non c'è più bisogno di riempire i magazzini, di riempire i negozi, perché effettivamente posso creare precisamente il prodotto di cui ho bisogno. Quindi c'è un grosso cambiamento anche nelle abitudini di consumo, che è stato accelerato dalla crisi epidemiologica. Sempre nell'ottobre 2020 il World Economic Forum ha pubblicato un altro documento meno studiato che parla The Future of Markets, parla dei 20 futuri mercati che saranno capaci di trasformare le nostre economie. Il dottor Romano prima parlava dell'esigenza di considerare nel decennio 2030 le grandi trasformazioni e i macro obiettivi che noi ci diamo, tra i quali senza dubbio anche l'economia verde e sostenibile, che significa tante cose, i veicoli elettrici, lo sviluppo dell'idrogeno, la riforestazione. Quindi ci sono tanti possibili settori su cui lavorare, la produzione di energie rinnovabili. Così come un altro grosso comparto che avrà una crescita sarà tutto l'ambito che il World Economic Forum chiama di potenziare e difendere le persone, ad esempio in ambito medico, gli antivirali ad ampio spettro, le nuove tipologie di antibiotici, la medicina di precisione, anche i farmaci orfani, che sono essenzialmente i farmaci che si occupano delle malattie rare. Ma lo sviluppo delle persone è anche lo sviluppo delle competenze, lo sviluppo delle competenze digitali, le assicurazioni contro la disoccupazione e i servizi per il lavoro che ci riguardano. E poi c'è tutto l'ambito dei saperi avanzati che riguarda l'intelligenza artificiale, la genetica, fino ad arrivare all'aerospazio. Quindi che cosa significa un cambiamento così radicale dalle abitudini di consumo alla crescita di diversi comparti, alla crisi di altri? Significa un trasferimento delle capacità di produzione tra un comparto e l'altro. Noi abbiamo in mente un bellissimo grafico che
e nello studio di Future of Jobs che ho appena citato, che prevede i trasferimenti di occupati tra un settore e l'altro, ma non tutti potranno seguire quei flussi in realtà. Noi vediamo che nel breve e nel medio periodo noi abbiamo delle situazioni di grosse sofferenza. Noi parliamo di grandi imprese, di rami di impresa in sofferenza che arriveranno molto probabilmente con la fine del blocco dei licenziamenti e la fine del sostegno al reddito per i lavoratori in costanza del rapporto di lavoro, nella cassa integrazione straordinaria o Covid, probabilmente arriveranno a delle procedure concorsuali, licenziamenti collettivi, fallimenti, liquidazioni, con un grosso impatto sul mercato del lavoro. Questo significa una trasformazione anche nel mercato del lavoro. Si diceva quello che abbiamo fatto fino ad oggi ha funzionato, è vero, ma dobbiamo anche prepararci a una trasformazione nel mercato del lavoro per cui dovremo dare delle soluzioni nuove. Sto pensando senza dubbio al fatto che lo spostamento del turnover fisiologico dato dal blocco dei licenziamenti, unito anche al fatto che ci saranno persone espulse dai comparti in crisi, causerà un aumento del flusso di persone verso i servizi per il lavoro. Si parla addirittura, ANPAL parla di un raddoppio dei flussi entro l'anno di disoccupati verso i centri per l'impiego. Consideriamo anche che per certi comparti la crisi sarà essenzialmente irreversibile. Pensiamo all'ambito turistico. Se è vero che il turismo, diciamo così, per piacere potrebbe avere una ripresa fino al 100% rispetto a quello che è stato prima del 2020, non così sarà molto probabilmente il turismo per business, quindi i viaggi d'affari. Nei viaggi d'affari si parla di una contrazione almeno del 25% strutturale, dato da una nuova situazione dove ci siamo abituati ormai a incontrarci attraverso degli strumenti telematici. Una contrazione del 25% nel volume d'affari significa una contrazione dell'occupazione necessaria. Quindi dobbiamo affrontare senza dubbio anche una trasformazione all'interno del mercato del lavoro, oltre che una trasformazione delle imprese. La trasformazione del mercato del lavoro è una conseguenza della trasformazione delle dinamiche economiche. Ma all'interno di questo contesto, qual è la strada che dobbiamo prendere? Tendenzialmente gli addetti ai lavori hanno una visione abbastanza uniforme. Quando parliamo in Regione Piemonte, in Regione Veneto, Regione Liguria, in Regione Lombardia di strategie per affrontare il problema, più o meno utilizziamo gli stessi concetti. E siamo anche confortati dal fatto che il 4 marzo è stata pubblicata questa comunicazione della Commissione sul piano d'azione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. È molto interessante andarla a vedere perché senza dubbio ci dà un driver molto forte che sarà l'agenda strategica che ci accompagnerà nel prossimo decennio. Il dottor Romano ha parlato del regolamento sul Fondo Sociale Europeo che ci ha degli obiettivi chiari e la comunicazione sul piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali ci dà dei driver a un livello ancora più alto. Parla di 3 indicatori chiave. Il primo indicatore chiave è aumentare il tasso di occupazione. Parlarne oggi ci rende perplessi perché in realtà noi abbiamo visto che c'è stato un arretramento del tasso di occupazione. Però se ci proiettiamo rispetto ai cambiamenti e agli investimenti che stiamo per fare nel decennio, allora l'obiettivo che si dà all'Unione Europea di avere un tasso di occupazione medio per l'Unione del 78% potrebbe essere credibile, anche vista l'efficacia delle politiche che abbiamo messo in campo, in primis Regione Veneto, con la precedente programmazione. Ma che cosa diciamo quando parliamo di aumentare il tasso di occupazione? Senza dubbio difendere l'occupazione, difendere il tasso attuale, quindi difendere il lavoro, ma su questo ci torneremo. Un punto chiave, fondamentale, è dimezzare il gender gap. Prima si è parlato dell'occupazione delle donne e sotto gli occhi di tutti, non ultimo la ricerca sull'arretramento dell'occupazione delle donne di Istat nell'ultimo trimestre dello scorso anno, perché sono le donne che sono le persone più occupate nei settori più colpiti per l'arretramento e la contrazione della pandemia e che hanno i contratti che sono stati più svantaggiati. Anche il Veneto soffre di un forte gender gap nel tasso di occupazione femminile. Dimezzare il gender gap significa orientare anche le politiche attive e orientare lo sviluppo alle donne, alle esigenze tipiche delle donne. Tant'è vero che lo stesso documento del
piano d'azione del pilastro europeo sui diritti sociali, parla come secondo obiettivo operativo di aumentare l'offerta di educazione formale e di cura per la prima infanzia. Questo ha un legame ovvio rispetto all'obiettivo che ci siamo dati di dimezzare il gender gap in ottica di aumentare il tasso di occupazione. E l'ultimo degli obiettivi operativi è contrastare il fenomeno dei NEET, dei ragazzi che non sono né in percorsi educativi, che non stanno lavorando, non sono in percorsi educativi di formazione. Anche intercettare e lavorare sui NEET è sicuramente una task che il Veneto ha portato avanti in maniera molto efficace, e senza dubbio su questo obiettivo ci sono delle esperienze che dovranno essere confermate e rafforzate nella prossima programmazione. Penso senza dubbio a tutto il sistema IFP, penso al sistema degli ITS e della formazione terziaria non accademica. Un altro obiettivo che ci dà il piano d'azione sul pilastro europeo è aumentare la partecipazione degli adulti alla formazione continua e permanente. Se ci pensate, normalmente per chi si occupa di programmazione comunitaria, questo non è un obiettivo strategico, tendenzialmente dovrebbe essere un obiettivo, una strategia, un'azione effettivamente da fare, coinvolgere gli adulti all'interno di percorsi di formazione continua e permanente. Il fatto che sia un obiettivo all'interno del documento ci dice qualcosa di importante, e cioè che la formazione continua e permanente, l'aggiornamento, come diceva anche giustamente l'assessore Donazzan, è un prerequisito fondamentale per la crescita e per la tutela del sistema economico europeo, nazionale e regionale nel nostro caso. Ma se noi andiamo a vedere nello specifico di cosa si parla quando si parla obiettivo strategico, ricordiamo aumentare la partecipazione degli adulti alla formazione continua e permanente, quali sono le azioni che concretizzano questo obiettivo? Vediamo che effettivamente nella mente del legislatore comunitario c'è di costruire le precondizioni per fare in modo che gli adulti europei autonomamente partecipino al loro sviluppo di competenze. Tanto è vero che si parla di cercare di sviluppare su tutti, sulle persone tra i 16 e i 74 anni, le competenze di natura digitale, e si parla di lottare per una riduzione dell'abbandono scolastico e della dispersione. È obiettivo su cui Regione Veneto ha delle ottime performance anche a livello nazionale. Ma questo perché? Perché attraverso il raggiungimento di questi due risultati si vuole fare in modo che le persone abbiano le competenze per poter aggiornarsi da sole. Pensiamo alle disponibilità che ci sono oggi gratuitamente o a pagamento online. Possiamo avere dei tutorial per la costruzione di mobili, la lavorazione del legno, la sartoria, così come dei corsi online di diritto amministrativo erogati dai professori più importanti del pianeta. Beh, queste sono opportunità che senza dubbio dovranno essere diventare disponibili e ottimizzate, valorizzate nel prossimo futuro. Così come la riduzione dell'abbandono scolastico e della dispersione scolastica è senza dubbio un obiettivo che incontreremo nella programmazione della politica di coesione, su cui c'è vasto accordo. Noi sappiamo che uno degli strumenti di contrasto alla dispersione scolastica è lavorare nel contrasto alla povertà educativa, cercando di allargare gli orizzonti dei ragazzi e anche offrire dei momenti, delle esperienze di apprendimento, per esempio di apprendimento esperienziale, di apprendimento concreto, così come fa tutta la filiera dell'istruzione e formazione professionale regionale nel Veneto. Quindi già queste strategie concorrono a raggiungere quell'obiettivo, ma ricordiamoci che l'obiettivo di scenario è nel decennio fare in modo che gli adulti abbiano la capacità, le competenze e l'attitudine per sviluppare competenze autonomamente, per aggiornarsi continuamente. Il documento comunitario definisce anche dei pacchetti di azione attraverso un programma, è stato pubblicato sempre il 4 di marzo, una raccomandazione che definisce il programma EASE, che è il programma per la promozione del lavoro e per la promozione delle transizioni. E già questo programma e le azioni che esso propone sono effettivamente significative rispetto a una strategia che ci aspetta nei prossimi anni. Si parla di incentivi alle imprese, tanto per le assunzioni quanto per le transizioni. Pensiamo soprattutto ai fenomeni di outplacement in esito alle crisi aziendali.
con una forte componente formativa. Si parla di un rinnovato investimento sull'apprendistato, sui tirocini remunerati, in particolare nel settore digitale e green, proprio perché la sperimentazione dei contesti organizzativi e produttivi è formativo per la persona ed è rilevante per l'impresa che può testare effettivamente le persone all'interno dei contesti. E poi si parla di sostegno allo start-up di imprese innovative con contributi o prestiti agevolati. IS parla, un altro che è un tema fondamentale anche delle soluzioni del prossimo immediato futuro, di upskilling e reskilling. Questo per i lavoratori, quindi in costanza del rapporto di lavoro, che per le persone disoccupate. Parla di, come giustamente sottolineava l'assessore, di strumenti di lettura del bisogno che sono fondamentali non solo attraverso l'utilizzo degli strumenti informativi che oggi ci consentono effettivamente di fare delle previsioni precise attraverso l'utilizzo dei dati sulle casse integrazioni oppure sulle COB e sui comportamenti dei lavoratori che riusciamo a monitorare giorno per giorno, ma anche attraverso e soprattutto attraverso il coinvolgimento degli stakeholder. Gli altri elementi di cui parlo sono il rafforzamento dei servizi per il lavoro. Sappiamo che siamo all'interno di un periodo di importante potenziamento e rafforzamento dei servizi per il lavoro che troverà la sua conclusione proprio nel marzo di quest'anno in Regione Veneto. Se questi sono i driver strategici che sono posti dalla Commissione, bene, quali sono le soluzioni per il prossimo futuro? Che cosa ci dobbiamo aspettare nella programmazione del prossimo decennio? Si diceva, come giustamente diceva il dottor Romano, la programmazione 21-27 ci porterà fino al 2030. Intanto valorizzare ciò che già c'è. Le regioni hanno uno sviluppo molto asimmetrico rispetto ai servizi per il lavoro. Questo è un problema che è stato affrontato anche recentemente nella costruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E in Veneto i servizi per il lavoro funzionano bene, quindi è giusto valorizzare ciò che effettivamente funziona. Oggi il Veneto, tra le poche regioni, riesce a seguire quanto è previsto dai LEP del decreto ministeriale 4 del gennaio 2018, cioè effettivamente si riesce a garantire una presa in carico della persona, un'offerta di primo orientamento, l'assistenza alla stesura del curriculum vitae, fino all'accompagnamento al colloquio, lo scouting delle imprese, ma questo anche perché le politiche sono connesse a questo approccio universalistico dato, cioè i servizi sono connessi a questo approccio universalistico dato dalle politiche attuate in Regione Veneto. Penso a Garanzia Giovani, bene, che c'è anche in altre regioni, e penso alla Perelli, all'assegno per il lavoro, che ha tra l'altro tra i propri destinatari un target più ampio rispetto a quello dell'assegno di ricollocazione. Quindi, primo elemento, valorizzare, potenziare, rafforzare ciò che funziona, perché effettivamente è in linea con le migliori esperienze sia a livello nazionale che internazionale. Il secondo ambito di ciò che c'è da fare è affrontare e valorizzare ciò che c'è e affrontare le crisi di impresa. Sappiamo che c'è stata già una riforma, la riforma del diritto fallimentare, il decreto legislativo 14 del 2019, il codice delle crisi di impresa e insolvenza. Perché è importante questo strumento? Perché pone il focus, la lente di ingrandimento su un obiettivo chiave, che è l'anticipazione delle situazioni di crisi. Ora, ci sono molti dubbi sul fatto che come il codice prevede di realizzare l'anticipazione delle crisi possa essere efficace. Prevede la costituzione, lo dico brevemente, di un organismo per la composizione delle crisi presso le Camere di Commercio che raccoglie i dati bilancistici, i dati che provengono dal Collegio dei Sindaci e dagli organi di controllo delle diverse imprese. E solo il problema è che queste informazioni vengono stoccate tardi, non arrivano in tempo reale, arrivano purtroppo, penso soprattutto i dati di bilancio, quando ormai i buoi sono scappati. Tra l'altro sappiamo che il decreto liquidità ha poi posticipato l'entrata in vigore di questi strumenti al settembre del 2021, potrebbe davvero essere tardi, perché noi sappiamo da tutte le esperienze di analisi delle crisi d'impresa, sappiamo che è chiave agire precocemente. Senza dubbio è importante tutelare gli insediamenti produttivi, anche se in una situazione di crisi, attraverso un processo di ristrutturazione aziendale, queste aziende possano subire una contrazione rispetto alla propria occupazione. È importante anche tutelare le competenze e le professionalità dei lavoratori nelle
nelle aziende in situazione di crisi, soprattutto là dove è utile e possibile. In realtà si tratta di competenze a volte anche molto alte. E poi l'altro elemento importante per tutelare gli insediamenti produttivi è tutelare le reti relazionali dei diversi territori. Ma noi sappiamo che per fare tutto questo è importantissimo un'analisi precoce e intercettare precocemente le situazioni di crisi. Se noi andiamo a vedere le esperienze migliori, però vediamo che quando questa cosa è stata fatta in maniera efficace, attraverso dei percorsi di personalizzazione e individualizzazione dei percorsi, formazione molto spesso che è associato all'outplacement e anche un sostegno rispetto al reddito, parliamo in Europa e in Italia di grandi e grandissime imprese. Il problema vero sono invece le piccole e le piccolissime che rappresentano il tessuto più in crisi e più in sofferenza all'interno dei nostri territori. Da questo punto di vista è importantissimo pensare e ragionare dei sistemi per cui l'imprenditore sa che non è lasciato da solo. L'imprenditore ha un problema fondamentale, se si trova, pensiamo adesso a tutti i piccoli esercenti oppure le imprese dell'accoglienza e della ristorazione, ha il problema di tutelare i propri lavoratori con i quali magari lavora da 20 anni. Allora, sapere che non è lasciato da solo, ma che ci possono essere dei servizi che lo sostengono e che lo aiutano a dare una mano ai suoi lavoratori, per lui è una grossissima boccata d'ossigeno. Questo per quanto riguarda ciò che c'è. 5 minuti, vi rubo ulteriori 5 minuti per dire ciò che ci sarà nei prossimi mesi. Sappiamo che si avvicina la deadline per la presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'ultima versione ancora non la conosciamo, sappiamo dalle interlocuzioni che si sta chiudendo la missione 5 che riguarda le politiche del lavoro. Sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è opportuno trattare essenzialmente 2 punti. Il primo punto è il goal, cioè quella che viene chiamata la garanzia di occupabilità dei lavoratori. Se noi andiamo a leggere il documento, poi vedremo la versione definitiva, però essenzialmente parla di un allargamento dell'assegno di ricollocazione, allargato anche a un'ulteriore platea di destinatari, a cui si associa una parte di formazione. Questo è molto importante, perché la formazione per le persone disoccupate o la formazione per persone in costanza del rapporto di lavoro con una diminuzione involontaria dell'orario di lavoro diventa fondamentale sia in ottica di upskilling per intercettare la trasformazione digitale, sia in ottica di riconversione, di reskilling, ma di riconversione completa. Ci sono delle professionalità che probabilmente non avranno più la possibilità di reinserirsi all'interno del mercato. I lavoratori intercettati dai servizi per il lavoro probabilmente richiederanno di entrare in un'azienda dello stesso comparto con la stessa mansione e con lo stesso stipendio. Molto probabilmente questo per molti lavoratori non sarà possibile. Quindi è necessario un accompagnamento per un'accettazione del cambiamento e per un'acquisizione di competenze anche molto lontane rispetto a quelle che erano le loro competenze di partenza. Chiudo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza su un altro aspetto, cioè è stato letto nella riforma 2, al di là delle parole, riforma, che uno degli obiettivi è definire standard qualitativi delle attività formative associate al sistema di profilazione. Allora, questa frase ha fatto balzare dalla sedia un po' tutte le regioni, perché le regioni hanno la competenza esclusiva in merito alla formazione professionale, quindi non è senza dubbio il Ministero o il PNRR che deve stabilire i nuovi standard qualitativi. Sappiamo per esempio che il sistema, 2 minuti e finisco, che il sistema dell'accreditamento nazionale è definito da un accordo del 2008 in Stato-Regioni. Ma si intende qualcosa di diverso all'interno del PNRR. Abbiamo definito che ciò che intende il legislatore è una costruzione di protocolli e di percorsi che siano adattati rispetto ai diversi target. Noi sappiamo ad esempio che i servizi e la formazione che serve a una donna giovane con un carico di cura è diversa dalla formazione da servizi che serve a un lavoratore over 50 che ha 20 anni in una stessa azienda. Definire quindi dei protocolli, dei pathway che possono orientare i servizi per il lavoro e definire la quantità e la tipologia di formazione da erogare diventa quindi un obiettivo chiave del prossimo futuro. Bene, questo è sul futuro dei servizi per il lavoro. Ci sarebbe ancora tanto da parlare ovviamente sull'apertura di finestre riguardo al futuro,
potremmo andare avanti per ore. È importante però sottolineare, qui chiudo, che le politiche per il lavoro che saranno attuate anche a livello nazionale con il PNRR dovranno essere fatte in accordo con le regioni. Molto più efficacemente potranno essere realizzate, calate con impatto sul territorio, se saranno poi integrate alla politica di coesione, all'attuazione delle politiche realizzate con i fondi dei diversi piani operativi regionali, del Fondo Sociale Europeo in particolare. Bene, spero di non avervi annoiato e vi ringrazio. Bene, grazie. Prendo la parola al posto del dottor Romano. Ringrazio il dottor Cerlini per gli spunti che ci ha dato di riflessione. Sicuramente le politiche attive sono una volta si girava una battuta che diceva le politiche attive sono sempre le stesse. In realtà stiamo vivendo un momento epocale in cui le politiche attive non saranno più le stesse e oggi è l'occasione per riflettere insieme su questo. Mi presento brevemente, sono Alessandro Agostinetti, sono direttore della direzione lavoro e quindi sono collocato all'interno della DGFSE, come siamo una delle SRA della DGFSE del Veneto, e adesso darei la parola per proseguire in questa riflessione al dottor Tiziano Barone, che invece è il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, il Veneto Lavoro. Gli do la parola, come anticipava il dottor Romano, per una presentazione che riteniamo essere interessante. Per continuare su questa pista di lavoro, di avere ulteriori elementi, ulteriori spunti di riflessione. Stiamo proprio scaldando i motori, mi verrebbe da dire, per ripartire nelle riflessioni col tavolo di partenariato. Quindi siamo qui appunto per ricevere ulteriori stimoli e ulteriori informazioni. Quindi darei la parola al dottor Barone. Perfetto, si dovrebbe vedere il mio schermo. Grazie dell'invito e sono a presentarvi in sintesi le informazioni relative ad un prodotto che presenteremo ufficialmente oggi, metteremo a disposizione oggi, che è il tartufo numero 51, che racconta un'analisi profonda sui disoccupati nella nostra regione. Per parlare di disoccupazione, però, io credo che sia importante ragionare su alcuni elementi determinanti dell'economia e del mercato del lavoro, le caratteristiche più importanti. La prima caratteristica è la distruzione e la ricostruzione dei posti di lavoro. Come potete vedere dai due quadranti, dal 2008 al 2020 abbiamo perduto complessivamente e riguadagnato progressivamente. Siamo arrivati a 66.000 posti di lavoro in meno, siamo arrivati a 113.000 posti di lavoro complessivamente in più, poi abbiamo perduto ulteriormente a causa del Covid. Ma dal punto di vista dei settori, la distruzione e la ricostruzione è altrettanto evidente ed è più marcata. La manifattura è arrivata a perdere complessivamente 95.000 posti di lavoro e li ha riconquistati piano piano circa 50.000, arrivando ancora a meno 42.000 posti di lavoro rispetto al 2008. I servizi invece hanno avuto un'esplosione dopo la crisi del 2008 e del 2014. Questo perché sono cambiati i consumi, gli stili di vita, è cambiata l'economia, sono entrate due crisi importanti, siamo entrati in un'altra crisi. La seconda caratteristica importante è la polarizzazione e il mismatching. Dal 2008 in poi abbiamo avuto l'accesso e il ciclo di vita dei lavoratori che si è polarizzato alte e basse qualifiche, ma non solo da noi, in tutte le regioni competitive è successo così. Fasce alte, dirigenti, professioni tecniche, professioni intellettuali, fasce basse, addetti alle vendite, servizi alla persona, operai semiqualificati. Le fasce medie, impiegati, operai specializzati, sono quelle che hanno avuto maggior difficoltà.
Rispetto invece al mismatching, tre sono i fattori che intervengono. Il primo, ridotto numero dei candidati. Sono osservazioni che partono dall'elaborazione mensile che Excelsior, il sistema camerale, fa. Il ridotto numero dei candidati evidentemente ha un fattore demografico. Se non ci sono i candidati, evidentemente il numero di candidati è basso. Però c'è un pezzo importante che vale il 46% mediamente nel commercio, e che è l'inadeguatezza dei candidati, quindi l'assenza di competenze. Quindi normalmente tenete conto che circa dal 35 al 45% delle imprese segnalano la difficoltà a incrociare domanda e offerta, per metà per fattori demografici e per metà per fattori di competenza. Vediamo cosa è successo nella quarta caratteristica, la Covid economy. Sul quadrante di sinistra vedete cosa è successo dal punto di vista delle variazioni delle posizioni di lavoro dipendenti da gennaio a dicembre 2020. Eravamo partiti con quasi 30.000 posti di lavoro di saldo, siamo arrivati a 40.000 nel periodo di maggio-giugno e a fine dicembre non avevamo ancora recuperato il saldo zero. Teniamo presente che la stima della crescita del PIL, o meglio della decrescita del PIL per il 2020, varia tra l'8 e il 10. Il dato di ieri della Fondazione Nord-Est è attorno all'8, quindi meno 8% la distruzione del PIL della nostra regione nel 2020. Dal punto di vista degli inserimenti, quindi delle assunzioni, una riduzione delle assunzioni per il 2020 sul 2019 per il tempo indeterminato del 26% in meno e per il tempo determinato del 22% in meno. Quindi abbiamo avuto meno assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo indeterminato anno su anno. Le donne hanno avuto una riduzione del 27%, i giovani del 28%. Gli occupati a tempo determinato sono crollati di meno 40.000. Quindi c'è stato da un lato meno inserimenti al lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, diciamo dal 20 al 25% in meno nel corso dell'anno, e in più abbiamo avuto saldi più bassi. Perché è accaduto questo? È accaduto perché c'era di mezzo evidentemente i fattori esterni della crisi e di conseguenza le iniziative legate a congelare l'occupazione. Cassa integrazione, abbiamo avuto un picco di 700.000 teste. Con gli ultimi dati dell'INPS possiamo dire sostanzialmente che tra le 15.000 e le 30.000 teste sono probabilmente da considerare come uscite in disoccupazione nel momento in cui termina il blocco dei licenziamenti. Perché questo numero? Semplicemente facendo i conti delle persone che sono in cassa integrazione a 0 ore oppure a poche ore. Tenete conto che la cassa integrazione degli artigiani ci dice che il 5% degli artigiani attualmente in cassa integrazione nell'arco del 2020 è stato a 0 ore. Quindi da tutto ciò la stima che possiamo dare dal punto di vista della crescita dell'occupazione è che un 30% potrebbe crescere nell'arco di quest'anno, passando dai 140.000 che sono il numero medio di disoccupati della nostra regione a 200.000. Chiaramente non immediatamente, ma gradualmente, in ordine soprattutto a come si rimettono, come fuoriescono i lavoratori in cassa integrazione. Vediamo a questo punto come sono andati i flussi di disoccupazione sul 2020, andando a vedere in questa slide dal 2015 in poi. Come vedete, noi abbiamo regolarmente circa 12.000 disoccupati che si iscrivono diciamo, ai centri per l'impiego al mese, fatti di 10.000 per i disoccupati, cioè chi aveva già un lavoro o comunque era già attivo, e 2.000 per chi i cosiddetti inoccupati, che sono gli esordienti, chi non ha lavoro per la prima volta.
La diminuzione del flusso delle DID, delle dichiarazioni di immediata disponibilità, quindi l'iscrizione, diciamo, alla disoccupazione, è stato del 17% nel 2020 rispetto al 2019. I motivi, quindi siamo arrivati a 118.000 rispetto ai 143, ai 140.000 che normalmente come dire, gestivamo negli ultimi anni. I motivi sono normalmente da considerare rispetto alla, diciamo, alla difficoltà di una persona in una situazione di difficoltà occupazionale di iscriversi, quindi c'è una sorta di allontanamento naturale, quindi diciamo, è un fattore congiunturale. L'unico momento di picco analogo agli anni precedenti l'abbiamo avuto in luglio, dove potete vedere appunto la punta del dato della disoccupazione di flusso, che è appunto legato al fenomeno degli insegnanti soprattutto. Andiamo a vedere i flussi sempre di 19-20 in ordine alla disoccupazione. Gli uomini hanno avuto un meno 20%, le donne meno 15% in termini di ingresso nella disoccupazione nel 2020. La quota femminile è cresciuta, gli inoccupati si sono ridotti del 36% rispetto all'anno precedente, come riduzione del peso sul totale, all'11%, era il 14% l'anno precedente, quindi diciamo che è nella linea della difficoltà di accedere al sistema di gestione della disoccupazione. Gli stranieri diminuiscono il flusso d'ingresso, meno 24%, gli italiani meno 15%, e la riduzione è dovuta al minore arrivo e soprattutto alle nuove disponibilità di lavoro presenti, soprattutto nel mercato del lavoro per il fattore di genere. L'età tutto sommato ha un ruolo marginale e i senior diminuiscono del 20%. A livello provinciale poi Rovigo ha avuto la riduzione maggiore, meno 29%, e Belluno meno 8,5% dei disoccupati amministrativi 2019 su 2020. Facciamo un passo invece sui flussi 2018-2019. Noi abbiamo analizzato in particolare i flussi 2018-2019 perché con questi flussi possiamo vedere in modo più ampio che cosa è accaduto dal punto di vista del ciclo di vita del lavoratore disoccupato. Trattiamo il flusso esclusivamente per chi aveva già esperienze lavorative. Tenete conto che nel 2018 i disoccupati complessivamente erano 138.000, di cui 22.000 esordienti. Nel 2019 erano 145.000 i disoccupati, come abbiamo visto, di cui 20.000 esordienti. Qui parliamo solo invece dei disoccupati che avevano esperienze lavorative precedenti. Sono l'86% dei 143.000, parliamo del 2019, e fatto 100 i disoccupati con esperienze precedenti che hanno attivato una dichiarazione di immediata disponibilità, 58 appartengono a chi aveva un rapporto di lavoro a termine, 10 per chi si è dimesso, 16 relativamente a licenziamenti individuali, 22 erano con un contratto a tempo indeterminato, 5 in apprendistato, 48 a tempo determinato, 11, è importante questo dato, provengono dalla somministrazione e 7, anche questo è un dato importante, dal lavoro domestico. Pensate, tutte le persone che operano nel lavoro domestico, che sono attività legate alle persone, potrebbero essere riprese in questa fase, per esempio all'interno delle attività di riconversione nella sanità, penso agli OSS per esempio. Facciamo un passo ulteriore e andiamo a vedere cosa è successo nella presa in carico
di questi iscritti alla disoccupazione, quindi che hanno avviato la dichiarazione di netta disponibilità. Allora, è interessante questa elaborazione perché ci dice che come intervengono le politiche attive nella nostra regione a partire appunto dall'accesso alla disoccupazione. Beh, intanto possiamo dire che i percettori di NASPI per quanto riguarda i disoccupati amministrati rappresentano più o meno il 60%. E questo la dice lunga, nel senso che la quota dei naspizzati è rilevante. La stipula del patto di servizio è per il 90%, più o meno 91 nel 2018, 90 nel 2019. Ecco, tenete conto che nel 2015 la stipula del patto di servizio era del 50%. Quindi in questi anni, questi 5 anni, siamo riusciti a far diventare normale la stipula del patto di servizio nel momento in cui uno entrava in disoccupazione. Non era scontato, è stato un lavoro sulle persone. Il 33% è raggiunto dalle politiche attive. È tanto o è poco? Beh, intanto è un numero importante, quindi un terzo dei disoccupati è raggiunto da una politica attiva. E per chi non ha la NASPI, per esempio, i Garanzia Giovani, diciamo gli esordienti, è del 50%. Quindi vuol dire che chi non ha la NASPI è più disponibile o comunque più facilmente entra in una politica attiva. Chi ha la NASPI frena un po'. E questo è un elemento che è bene segnarselo perché su questo dovremo intervenire. L'assegno per il lavoro interessa il 10% dei firmatari del patto di servizio. È una ricorrenza importante, vuol dire che è diventato uno strumento normale di gestione delle politiche. Andiamo a vedere cosa è successo dal punto di vista dell'inserimento al lavoro. Beh, intanto questa tabella, ripeto, sono tabelle che voi trovate nel report che si chiama Tartufo numero 51, i disoccupati amministrativi dei centri per l'impiego. Lo trovate in giornata. Questa tabella descrive i disponibili, quindi i disoccupati iscritti alla DID, registrati nel 2018, con un'analisi sulla distanza del primo rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi. Okay? Questo è il senso di questa tabella. Beh, il dato più interessante è che il 63%, vuol dire circa 87.000 persone rispetto ai 137, dopo 12 mesi hanno un'occasione di lavoro, cioè stanno lavorando. Sono tanti o sono pochi? È comunque un numero importante. È chiaro che dobbiamo sempre migliorare, però io credo che un ecosistema come il nostro del Veneto, che ha puntato su una struttura di servizi per il lavoro che io chiamo sempre il pronto soccorso per il lavoro, per cui tutti possono accedere ad un servizio di accompagnamento al lavoro, con un sistema misto pubblico-privato di prestazioni specialistiche, il risultato che dà è questo. Sarebbe interessante confrontarci con altre regioni per vedere altri risultati. Ripeto, è un ecosistema fatto di servizi pubblici e di servizi privati, specialistici. È interessante vedere come il 90% dei giovani che partecipano a Garanzia Giovani nel giro di 24 mesi trova lavoro e nell'arco dei 12 mesi il 77% ha trovato lavoro, che è una cifra importante. Anche l'assegno di ricollocazione ha delle performance interessanti, con tassi elevati superiore all'80% a 24 mesi di distanza. Questo grafico descrive un po' la sintesi del percorso di inserimento al lavoro, cioè del risultato delle politiche. Qui trovate i disponibili registrati nel 2018 con un patto di servizio, i tassi di ricollocazione cumulati per distanza dalla DID, quindi andiamo fino ai 33 mesi successivi al rilascio della DID. Come potete vedere, la Garanzia Giovani ha risultati importanti.
anche l'assegno per il lavoro è risultato importante, al pari del tirocinio, no? Questo qui in alto, garanzia giovani, assegno per il lavoro, tirocinio. A 33 mesi abbiamo, diciamo, dall'80% in su di risultato dal punto di vista di inserimento al lavoro, di prima occasione, di occasione per il lavoro. Questo dimostra che il tirocinio rappresenta una politica attiva sempreverde, evergreen, quindi funziona a condizione che venga controllata. La condizione è che venga controllata e per questo funziona nella nostra regione. Mentre Garanzia Giovani e Assegno per il Lavoro ci dicono che una informazione continua sulle opportunità di accesso alle politiche attive, come è stata per Garanzia Giovani, produce risultato. Analogamente, anche l'assegno per il lavoro è cominciato a diventare uno strumento semplice, facile da usare, sempre presente, sempre disponibile, e quindi è diventato più, come dire, più culturalmente compagno di viaggio sia dei centri per l'impiego che degli enti accreditati, ma anche delle persone, delle famiglie che ne hanno bisogno. Garanzia giovani e assegno per il lavoro cominciano a essere due pilastri delle politiche attive regionali. Come vedete, il reddito di cittadinanza è in forte difficoltà, però anche il reddito di cittadinanza ha un suo risultato occupazionale, per una semplice ragione: se il sistema economico e il sistema dei servizi per il lavoro e delle politiche funzionano, almeno il 30% dei destinatari trova una collocazione. Tenete conto che nell'ambito del reddito di cittadinanza metà dei destinatari è esente o esonerato per varie ragioni e solo una metà è in qualche modo disponibile ad un percorso di politiche attive, che peraltro è un percorso di politiche analogo a quello che già la Regione fa per altri utenti, di conseguenza è già sperimentato nella sua capacità di portare risultati. Quindi da noi il problema della reddito di cittadinanza non ce l'abbiamo nella sostanza, come magari accade in altre regioni. Facciamo una riflessione veloce sul concetto di stock della disoccupazione. Allora, tenete presente che quando si parla di disoccupazione, purtroppo nel nostro paese non sappiamo mai quanti sono i disoccupati, nel senso che il numero dei disoccupati può essere definito o dall'indagine trimestrale delle forze lavoro dell'Istat, e lì arriviamo più o meno, quando andava bene, a 120-140 mila persone. Oggi sono i 119 che dicevamo prima. Oppure l'altro punto di vista sono i flussi dell'inserimento al lavoro nei centri per l'impiego, e anche lì più o meno andiamo alle stesse dimensioni dell'indagine dell'Istat. Però se noi ragioniamo allo stock di tutti i disoccupati che sono presenti nel centro per l'impiego, nei centri per l'impiego, abbiamo numeri molto molto più alti. Parliamo di 350.000 persone nei nostri archivi. Il punto è che dentro questi archivi abbiamo persone che non ci sono più, che sono decedute, persone che sono andate in pensione, persone che hanno aperto partita IVA, persone che non hanno più interesse a lavorare. Tenete conto che questo volume di persone che diciamo che non è oggetto, che potrebbe non essere oggetto delle nostre energie, più o meno cuba circa 195-200.000 persone. Di conseguenza per noi è fondamentale che venga ripristinato un meccanismo di obbligatorietà di presentarsi al centro per l'impiego per accertarsi almeno 2 volte all'anno l'effettivo interesse ad avere i servizi, perché tenete conto che non è scontato essere disoccupati e avere anche l'interesse all'occupazione. Vi faccio un esempio: ci sono circa 6, 7, 8 mila persone che si iscrivono alla disoccupazione esclusivamente per avere il ticket sanitario, l'esenzione del ticket, che non c'entrano niente con noi, con i servizi per il lavoro. È per questa ragione che noi parliamo sempre di flussi come
perimetro di utenti dei centri per l'impiego, che coincide con il dato dell'Istat. Proseguiamo. Al volo, che dimensione ha la rete dei servizi per il lavoro dei centri per l'impiego? Sono 40 centri per l'impiego, lo vedete nel grafico a sinistra. La strategia che abbiamo dato in questi anni è di incrementare la partecipazione alle politiche attive e la candidatura alle offerte di lavoro. Abbiamo spostato l'attenzione agli obiettivi di performance dei centri per l'impiego, abbiamo istituito la figura dell'account manager e del case manager all'interno del centro per l'impiego. L'account manager si occupa di imprese, il case manager si occupa delle persone e quindi è attento alla candidatura e alla partecipazione alle politiche attive. Gestiamo la condizionalità e operiamo con il tirocinio. Arriviamo all'ultima tabella, che è quella, secondo me, che ci permetterà poi di avere una sintesi culturale in ordine a chi sono i nostri disoccupati. 4 categorie. Fatto 100 i disoccupati, 100.000 disoccupati, 13.000 sono verso il pericolo di inattività. Chi sono? Sono persone che fanno fatica a uscire dalla disoccupazione in tempi brevi. Donne per il 74%, stranieri per metà, età matura, basso livello di istruzione, solo il 21% sono diplomati, licenziati da poco per il 79%, l'82% alla NASPI, quindi aveva un contratto di lavoro che gli ha permesso di avere l'indennità, con un patto di servizio solo il 23%, una disoccupazione dell'80% e la probabilità di uscita dalla disoccupazione del 20%, quindi un 13.000 in difficoltà di uscita. 44.000 su 100.000 disoccupati sono licenziati e non licenziati da ricollocare, quindi persone che vanno aiutate alla ricollocazione, donne e adulti al 60%, licenza media e diploma al 27% con contratti a termine, il tempo determinato a tempo determinato, turismo e servizi principalmente, licenziati al 27%, il 75% di questi alla NASPI, hanno una probabilità di uscita dalla disoccupazione del 38% e hanno circa 280 giorni di disoccupazione, un po' meno rispetto all'anno precedente. Queste persone vanno aiutate in termini di accompagnamento al lavoro e formazione e istruzione. Un 9.700 su 100.000 sono da non disturbare, sono gli insegnanti e sono gli stagionali. Queste persone hanno un ciclo di vita facile, lavorano con un contratto a termine e poi ripartono a lavorare. E chiaramente a queste persone, se hanno bisogno di essere aiutate, bisogna dargli una mano, però non hanno necessità. L'80% di queste persone torna a lavorare subito, nell'arco di pochi mesi. Su 100.000, 32.000 sono precari in cerca di stabilità. Uomini al 54%, under 30 al 41%, il 50% con laurea e diploma, il 79% ha avuto un contratto a termine a tempo determinato, lavoravano nel turismo, nei servizi, la NASPI ce l'hanno al 70%, il patto di servizio viene fatto al 90%, quindi sono persone che si incrociano con il centro per l'impiego, la probabilità di uscita è del 55%, il 30% di questi fa le politiche attive, quindi sono persone già instradate da un punto di vista di cultura, vanno aiutate per allargare il numero dei partecipanti alle politiche attive. Da questa descrizione dell'ideal tipo dei disoccupati, chiaramente disoccupati chi ha perso il lavoro, quindi non parliamo degli inoccupati che, ripeto, in questo momento partecipano abbondantemente alle politiche attive ed è un bene con garanzia giovani. Questi sono invece da aiutare nell'accesso alle politiche attive, incrementando la loro adesione alle politiche attive. Credo che ho finito.
Ringrazio il dottor Barone per questa esaustiva, stimolante presentazione, in particolare l'ultima slide ci aiuta un po' a continuare a riflettere insieme sulle sfide del futuro, delle politiche attive del futuro rispetto alle diverse categorie di disoccupati che ci dovranno, come dire, essere l'oggetto delle nostre attenzioni, dei nostri interventi e delle nostre politiche. Allora, alcune informazioni di servizio. Innanzitutto abbiamo ancora qualche istante, se qualcuno vuole fare delle domande avete la chat a disposizione e cercheremo di rispondervi in diretta se possibile o ci riserviamo eventualmente di farvi avere le risposte sulle vostre questioni. I materiali del seminario di oggi saranno resi disponibili sul sito dedicato FSE 1420 regione.veneto.it e anche la registrazione del webinar, quindi se qualcuno non avrà potuto seguire o non ha potuto seguire integralmente troverà anche la registrazione del webinar. Ovviamente il mio ringraziamento va a tutti i relatori che hanno presentato oggi, ai partecipanti perché l'evento esiste in quanto voi avete partecipato e ci avete seguito, insomma, e anche avete preso insomma in qualche modo cognizione di quello che poi sarà l'oggetto di ulteriori riflessioni, ripeto, nel tavolo di partenariato. Prossimo appuntamento venerdì prossimo, il 19 marzo, stiamo sempre parlando di prepariamoci al futuro, il Fondo Sociale Europeo al fianco delle persone, ma l'oggetto della nostra riflessione sarà l'innovazione sociale, nuovi modelli per nuovi bisogni. Seguirà il Save the Date e il link per la registrazione e l'agenda dei lavori. Adesso chiedo qua in regia se ci sono delle domande che sono arrivate. No. Bene, allora a questo punto direi che, visto che non ci sono questioni, naturalmente le linee nostre sono aperte per qualche ripensamento tardivo, ma in ogni caso mi sento di poter dire che i lavori di questo webinar sono conclusi, quindi un cordialissimo saluto a tutti e arrivederci a venerdì.